I contagi crescono, ma la sanità regge l'urto della quarta ondata e il Veneto si prepara ad affrontare la fase più complicata della pandemia. Lo ribadisce il governatore Luca Zaia con una citazione che riassume in poche parole tutto il clima di guerra contro il nemico invisibile che i veneti combattono da un anno e mezzo. Oggi abbiamo ragionevoli motivi di dire che agosto è un po' il D-Day, no? Il month day, diciamo il mese simbolo. Cioè ad agosto qua ce la giochiamo tutta, ragazzi. Il momento è critico quindi e proprio per questo motivo Zaia lancia un appello ai veneti per questi giorni che possono determinare il futuro dell'emergenza coronavirus. Allora, qual è il tema? Stiamo accompagnando, è fondamentale l'aiuto dei cittadini nella fase di prevenzione, quindi evitando fortemente gli assembramenti, portando la mascherina quando ti tocca, se vai alla sagra e devi andare in coda per comprare costicine, alla cassa mettiti la mascherina anche se la sagra è all'aperto, perché magari c'è un po' di calca attorno alla cassa, dopo vai a pranzare, pranzerai ovviamente senza la mascherina. Assieme a una campagna vaccinale che corre su ritmi molto alti c'è una continua e incessante ricerca dei positivi, con un volume di tamponi che non è uguale in Italia. Dall'altro è fondamentale anche la fase di diagnostica, cioè il fatto che facciamo 42.777 tamponi in 24 ore, tutti dati per fare attività di screening su categorie esposte, ci dice anche che abbiamo un dato rappresentativo. Questo volevo sottolinearvi. Quando il Veneto dice ho 1,36 su 42.000 tamponi, vuol dire che noi veramente i ferri in acqua li mettiamo. Se pensate che dovremmo fare 7.500 tamponi al giorno, ne facciamo 42.777, andate a guardare tutti i dati nazionali che volete, penso che se fanno il totale noi facciamo gran parte dei tamponi che ci sono in giro.